Ha già parlato? Tu vuoi proprio che io parlo? E io parlo. Basta, mi sopre. Mo te ne io devo dire due parole a Donna Male, capite? Devo scordare l'ambasciata che ti ho già fatto prima. Domani mattina mettiamo un'altra volta. A prim'ora, capite? Ma io non so il perché, ma che la creatura che sta dentro quella camera mi ricorda tanto il paese nostro. Io sono tornato dalla guerra e pensavo di trovare la mia famiglia o distrutta o apposta onestamente. Ma perché? Perché ero tornato dalla guerra, dai paesi dove si bombardavano, morte, ferite. Ma mo qua nessuno ne vuole sentire parlare di guerra. Quando tornai dall'altra guerra mi ricordo la gente che mi veniva vicino che voleva essere raccontati i fatti eroici di guerra. Il creatore mezzo vivo, il soldato italiano, chi mi teneva la seggia, chi mi teneva l'acqua e voleva essere raccontato, tant'è vero che io quando non sapevo più cosa raccontare diceva fessario, o dicevo fatti che erano successi ad altri amici miei napoletani, ma mo, ora perché nessuno ne vuole sentire parlare? Prima di cosa perché la guerra non l'hai voluta tu, capito? E poi perché i biglietti di 1000 lire ti hanno fatto perdere la testa. Tu l'hai cominciato a vedere piano piano, capito? Poi più assai, poi 1000, poi 100.000, poi 1 milione, poi 2. Non hai capito più niente. Guarda, ma tu questi qua non ti hanno fatto impressione perché l'hai iniziato a vedere a poco alla volta e non hai avuto il tempo di capire quello che sto capendo io, che sono tornato dalla guerra e li vedo tutti quanti insieme. Ma come dico, i soldi, i milioni in casa mia, a me mi sembra uno scherzo, mi pare una pazziella, ma che è? Guarda, ma io li tocco, li sento in bietta e non mi sbatto ancora. E ancora da sbattere quando tocchi i biglietti di banca. Sì, probabilmente se stavo io qua perdevo la testa pure io, ma mo. E mia figlia che ieri sera vicino al letto della sorella mi ha confessato tutte cose, cosa faccio? Ah, piglio un'oraccia e la butto in mezzo alla strada e gli dico va a fare mala femmina, come fanno tanti padri in tanti altri paesi del mondo. No. E a te, amà, te che non hai saputo fare la mamma, che faccio? Faccio la tragedia, ti spara, ti accida. E non basta la tragedia che sta correndo per tutto il mondo, non basta un lutto che ci portiamo rindo ancora, tutto quanto per colpa di questa guerra. Che faccio? E Amedeo, amore. Amedeo che fu mariuola. Figlia da roba, che faccio? O ti mezza una via? Ma mo. E se ognuno di noi si potesse passare la mano sulla coscienza, se ognuno di noi potesse guardare in quella camera, ma mo è tardi, ma mo mi aspettare. Tu hai capito, vedi? E ho capito pure io. Più la famiglia va allo sbando, più il padre di famiglia deve stare a casa e si deve assumere la responsabilità. E mo che famo? Mo sa da aspettare. Mo sa da aspettare, ma come hai detto, dottore? Ha da passare nottata. Che è successo? Che è successo? La guerra, ma la guerra.